Incidenti stradali. Sarà l'Università di Padova a creare una banca dati il più possibile completa e aggiornata degli incidenti accaduti sul territorio provinciale. Una banca dati che renda disponibili le informazioni più importanti per ogni singolo sinistro, quali il punto preciso nel quale è avvenuto, le cause, la fascia oraria e le conseguenze prodotte su persone e cose. Un esempio. Nel comune di Padova gli incidenti sono determinati per la stragrande maggioranza da disattenzione. Questo è utilizzo del cellulare, guardare il cellulare quando si sta guidando, quindi non rispettare la distanza di sicurezza, soprattutto negli orari di punta delle giornate. Mentre invece quando si esce dal comune, e quindi una cosa che riguarda più diciamo le strade provinciali, lì abbiamo grande sono tre i motivi per cui si verificano gli incidenti stradali. Uno è quello dell'uso di sostanze stupefacenti o alcolici, l'altro è quello della velocità e il terzo è quello sempre della disattenzione. All'osservatorio provinciale sugli incidenti stradali convocato dal prefetto Grassi non c'erano solo tutti i vertici delle forze dell'ordine e delle polizie locali, ma anche i rappresentanti degli enti proprietari delle strade e di alcune associazioni di familiari delle vittime di incidenti. La distrazione e la velocità sono le prime cause, ma ci possono essere, come concause, anche carenze alle infrastrutture viarie. I comuni, ricordiamo, hanno l'obbligo di investire il 50% dei proventi delle multe per violazioni al codice della strada per il miglioramento della viabilità. Soltanto analizzando i dati si può capire dove intervenire da un punto di vista strutturale, per esempio con magari l'introduzione di una rotonda nuova piuttosto che qualche dissuasore di velocità.